qui a Rio Lasserdo con Kevin Pina, ha partecipato alla classe 125 dei tempi oggi. Kevin, com'è andata la gara? È andata bene, con tutti questi che vanno forte. È difficile stare dentro, era rotta, sì, alla fine all'ultima marcia si è rotta molto la pista. Ricordiamo che Rio Lasserdo è una pista sabbiosa, poi è piovuto tantissimo oggi, quindi era un terreno molto pesante. Si è trovato molto a disagio oggi, vero? Sì, perché ha piovuto quando abbiamo fatto le manche, la pista si è rotta, si è scavata molto. Ma alla fine non ce l'hai fatta a qualificarti per fare la classe superiore? No, la 125 non corre, facciamo 2 manche separate. Il campionato scorso ti sei classificato nella 125 due tempi? Secondo. Al secondo posto con il motociclo veronese e in questo 2014 come andrà? Spero bene, meglio dell'anno scorso. La moto è sempre KTM? Sì, la stessa. Il motoclub? Gonnese.